Il 16 e 17 febbraio 2019 si è tenuto a Gonzaga il Carpitali, la più grande e seguita fiera italiana dedicata alla pesca della carpa e del siluro. Quest'anno per la 21esima edizione sono arrivate circa 12.000 persone da tutta Europa per visitare gli stand e partecipare ad alcuni incontri sul panorama alieutico in Italia e più in particolare per la lotta al bracconaggio ittico. Con 14.000 metri quadri di esposizione, 7 padiglioni e 100 espositori c'era veramente un universo di prodotti dedicati a questo tipo di pesca. Padiglioni come quello della Nash sono stati letteralmente presi d'assalto da appassionati di tutte le età alla ricerca dell'offerta migliore. Ehi! Carpitali però vuol dire anche lotta al bracconaggio ittico e ho avuto la fortuna di essere presente per le riprese della serie Parliamo di Pesca, di Pesca TV, Sky, canale 236, con Matteo De Falco, che ha fatto sia da moderatore dell'evento Bracconaggio 2.0 dalle parole ai fatti, sia da presentatore della puntata che ho girato per Sky. Marco Falciano ha portato la sua esperienza nonostante le minacce di morte ricevute dai malavitosi, ha fatto capire l'importanza dell'associazionismo e della presenza di pescatori lungo i nostri fiumi, ma soprattutto di come l'unione faccia la forza e si è passati da multe di 400 euro, semplicemente amministrative, a multe che arrivano anche a 10.000 euro con la confisca di tutta l'attrezzatura di mezzi e procedimenti penali. Pavel Perescu, coordinatore delle guardie ittiche volontarie di Ferrara, ha raccontato di come l'associazionismo abbia lavorato molto bene con le forze dell'ordine, che vedono nei pescatori una risorsa e un occhio sempre presente che li può aiutare nella lotta al bracconaggio. Sono intervenuti anche Corrado Fossati del Movimento 5 Stelle e l'onorevole Carlo Piastra della Lega, che hanno ribadito come la politica si stia muovendo da un lato per inasprire ancora di più le pene e dall'altro la necessità di portare il problema ad un livello europeo ed ottenere maggiore aiuto dalle forze politiche dell'ordine. Infine, il generale Massimiliano Conti, che ha parlato di come le forze dell'ordine abbiano preso coscienza del problema formando task force specializzate e che hanno portato all'arresto di molti bracconieri e allo smantellamento di una parte di questa rete. Il lavoro è ancora lungo, ma non bisogna mai dare tregua ai bracconieri, perché un business da montagne di soldi e la paura è che subentrino cosche malavitose sempre più potenti e meglio organizzate. È stato interessante sentire parlare persone che combattono in prima linea e che hanno portato importanti, seppur ancora limitati, risultati, ma con la consapevolezza che l'unione fa la forza. Ma soprattutto, finché resteremo a scrivere sui social la nostra indignazione, non risolveremo assolutamente nulla. Bisogna tirarsi sulle maniche e dare una mano, perché nell'attuale travagliato panorama della pesca in Italia non c'è più bisogno di chi pensa di sapere come affrontare i problemi, c'è bisogno di gente che li affronti veramente.